Uno. Questo è l'oro di Sicilia. Il grano siciliano. Sì. Un grano particolare questo, da un nome particolare. Questo grano ha consentito ai Romani di conquistare tutto il mondo antico. E oggi continua a vivere anche grazie a lei. Sono stato tra i primi a voler riscoprire i grani antichi. Non essendo un agricoltore. Quindi, non essendo un agricoltore, ha deciso però di investire nell'agricoltura e di creare questo mulino. Sì, su ricordi d'infanzia. Perché il settimo figlio, toccò a me andare tutte le settimane al mulino bellino a Mineo per prendere 10 kg di farina del famoso Margherito, che è il fratello gemello del Perciasacchi. E da quel ricordo di infanzia... E da quella mia madre faceva il pane e la pasta. E quindi io ero sempre intorno, volevo capire, volevo sapere perché questo pane era così buono. Voleva soprattutto riportare quel profumo del pane che si è perso, è vero? Si è perso perché il pane che si produce oggi è un pane amorfo, non ha né profumo né odore, non ha niente. E invece... ha soltanto zuccheri. Invece con i prodotti di qualità, con il nostro grano, il grano siciliano, quindi non quello che arriva dall'estero, si può ritornare a sentire quel profumo del pane casareccio. Sì. Quando mia madre apriva il forno, il profumo che usciva era inebriante del pane. Oggi è contento di essere riuscito a sentire nuovamente quel profumo e soprattutto a trasmetterlo anche alle altre generazioni, ai suoi figli. Sì. E quindi era una sfida. Come tante sfide che io conduco, mi esaltano quando poi i risultati arrivano. E quindi questo è la base della nostra vita. E allora compriamo i grani siciliani e facciamo diventare la Sicilia nuovamente il granaio d'Europa. Sì, ma con i prodotti trasformati, perché il lavoro deve restare qua. Vedi, ho creato l'azienda dei marmi, che è la prima d'Europa, ma noi abbiamo pochissime marme in Sicilia, soltanto il perlato di Sicilia che ha Trapani. Importiamo i blocchi da tutto il mondo, li lavoriamo e lo riesportiamo, quindi importiamo una materia prima e che riesportiamo lavorate lasciando il lavoro e la ricchezza qua in Sicilia. E guardiamo alle tradizioni, lei l'ha fatto anche con questo mulino a pietra, un mulino a pietra però che gode anche dell'innovazione, della tecnologia. È gestito dal computer, ma c'è la pietra quella che fa la macina. Eccolo qui il mulino a pietra come una volta, perché solo così si riesce a mantenere intatto la qualità. La lavorazione deve essere delicata, non deve essere violenta. E allora sappiamo che ci sono tanti altri progetti in cantiere, presto nascerà anche qui dal Ragusano, da Chiaramonte Gulfi, anche una pizza da esportare, da vendere in tutto il mondo magari. Chissà. Il nuovo stabilimento che faremo sempre qua con questo stile è uno stile neoclassico rivisitato, è giusto tipico della campagna ragusana, nascerà lo stabilimento che produrrà 5-6 mila pizze al giorno. Bene, grazie, e allora presto ritorneremo qui per vedere anche quest'altro sogno che sarà realizzato qui in questa parte della Sicilia. Scriveteci da dove ci state guardando e fateci sapere anche qual è il grano che amate.